Ben ritrovati cari telespettatori, sempre supportati dalla SPCGL, grande cappella dello Spino. Questa volta noi entriamo a contatto con i Sunia, in modo particolare con Emilio Viafora. Quindi, grazie di essere qua, segretario, di dedicarci del tempo. Grazie allo SPI dell'ospitalità. Perché sono una tematica molto importante. Quando parliamo con Viafora parliamo di abitazioni, di alloggi, di problematiche molto importanti, che peraltro sono anche tutelate da una normativa cogente, ben significativa, dove però bisogna ancora intervenire, perché la casa non è per tutti. La casa dovrebbe essere un diritto imprescindibile, ma a volte inarrivabile, sia per i più giovani e anche per i più anziani. È un costo allucinante e poi a volte trovarne diventa estremamente difficile. È una speculazione quasi, però così va, in periodo diventa una speculazione, sia per la tassazione che riceve, perché questo è un altro aspetto che fa sì che poi le locazioni costino tanto, eccetera, sia per quanto riguarda poi la vendita, l'alienazione degli immobili, i prezzi esorbitanti. Allora, la casa in Costituzione, perché la proposta di questo titolo particolare? Perché vogliamo sottolineare un dato. Allora, ci sono intanto 15 paesi su 27 in Europa che hanno il diritto ad un'abitazione direttamente in Costituzione. C'è la Carta Universale dei diritti dell'uomo che dice che le persone hanno bisogno di una dimora dignitosa. Perché noi abbiamo lanciato questa petizione popolare? Perché sebbene ci siano sentenze della Corte Costituzionale, questo diritto non è sancito tra i diritti fondamentali nella Costituzione repubblicana, c'è indirettamente. Noi pensiamo invece che la condizione anche tra l'altro di civiltà della persona, di una società, ma anche la definizione del ruolo sociale di una persona, si misura anche dalla condizione abitativa. Crescono le persone che vivono non solo in una condizione di disagio abitativo, ma vivono fuori dalle abitazioni, che non hanno, come si chiama, possibilità e non hanno diritti esigibili. Perché vogliamo in Costituzione? È vero che la Costituzione determina un quadro, ok? Perché per esempio si dice pure in Costituzione all'articolo 1 che la Repubblica è fondata sul lavoro, certo, ma non tutti hanno un lavoro. Perché questo spinge anche la legislazione ordinaria e soprattutto impegna il sistema istituzionale, lo Stato nelle sue articolazioni, ad avere politiche che assicurano una condizione, diciamo, dignitosa per le persone, per le famiglie. Dovrebbero assicurare. Devono assicurarlo, perché questa è diventata una delle condizioni, tenuto conto, come diceva lei in premessa, diciamo, dell'aumento del costo dei fitti, dell'aumento del costo delle abitazioni, è diventato uno degli elementi che tra l'altro di impoverimento delle persone. Perché se uno deve scegliere se pagare il fitto o fare la spesa, tenuto conto di, diciamo, di quella che è la situazione, diventa un bel problema. Il secondo è che sempre di più emerge l'esigenza, aumentano quelli che vengono definiti lavoratori poveri. Cioè nel senso che tu non basta solo che hai un lavoro, ma che quel lavoro deve garantirti. Non ti garantisce la possibilità di sopravvivenza, perché quando oramai viene calcolato che per il costo di un'abitazione, che sia in fitto o sia in acquisto, tu spendi oltre il 50% del tuo salario, perché poi c'è il fitto, ci sono le utenze, poi ci sono i servizi, eccetera, eccetera, diventa difficile avere una famiglia. Infatti. E dunque, come si chiama? La casa è famiglia, la casa è diritto a un lavoro dignitoso, e la casa è un elemento di inclusione sociale, perché chi non ha una casa è un escluso, viene considerato uno scarto della società. Infatti molti giovani, prima di potersi permettere una casa, proprio per se stessi, anziché condividere, eccetera, in affitto, perché diventa estremamente difficile, ci mettono del tempo, oppure la ereditano. Che però sì, non ma è anche neanche questo nella oramai in un mondo in cui le persone non nascono e muoiono nello stesso posto. Infatti.
Va bene, ma perché c'è molta mobilità, come sia giusto. I nostri figli hanno diritto di vivere, diciamo... Sì, non ci si può ancorare perché ho la casa lì e lì io devo trovare il lavoro lì attorno, lì attorno, e eccetera. Non troppo lontano perché costa tanto la benzina e la macchina. E devo vivere proprio in quel posto, non so, ma il Veneto, per esempio, che è terra di immigrati, che e anche di emigrati adesso, anche di emigrazione di giovani. Allora, di immigrati nel senso che ne accoglie molti, poi ci sono quelli che scappano. Tanti. Perché non riescono a vivere in questa realtà, non hanno, come si chiama, offerte professionalmente significative e via discorrendo. Ma diciamo, parliamo di quelli che si vogliono trasferire in Veneto. Hanno una difficoltà fortissima. E non parliamo degli immigrati, diciamo, che vengono extraeuropei, ma io parlo di quelli della mobilità anche interna allo stesso paese, e noi ci troviamo in condizioni di non poter offrire un alloggio, e molte postazioni, come lei sa meglio di me, lavorative, rimangono vuote perché non si trovano persone che vorrebbero trasferirsi e che non possono farlo. Tant'è che, insomma, sebbene mi lascia un po' perplesso, se la stessa regione si pone il problema di copiare il modello calabrese sulla sanità per far venire medici cubani, è perché non riesce a spostare medici che vengano qui, perché anche per loro è difficile. Cioè non stiamo parlando di lavoratori solo poveri. Per esempio, uno che deve trasferirsi per venire in un ufficio pubblico, quando il salario e lo stipendio è di 1.400-1.500 euro, quando va bene, e di fitto deve pagare 600-700 euro, vabbè, diventa proprio di fitto, poi ci devi mettere le utenze, se non vivi in una città, perché se vivi in una città come Padova, come Venezia, come Verona, insomma, i prezzi sono estremamente alti. Io ho visto questo servizio sul report sulle abitazioni a Milano. Infatti quello a Milano è stato coinvolgente. 16 metri quadrati di monolocale a 750 euro. Io vorrei far pensare che cos'è una casa di 16 metri quadrati, cioè, in cui c'è il bagno, una stanza. Ci deve essere il bagno, ci deve essere il letto e ci dovrebbe essere l'angolo cottura. Cioè, non possiamo più... Ecco, in questi casi qua è impossibile pensare a una famiglia, assolutamente, cioè è tanto la sopravvivenza individuale, dormire, anche... No, e tra l'altro facciamo tutta quanta una narrazione che la famiglia deve essere centrale, vorremmo che si facessero più figli. Cioè, sono tutte quante, come si chiama, petizioni di principio, perché se non hai politiche a sostegno dell'abitazione e anche dell'accessibilità all'abitazione, tutto questo diventa impossibile. E dunque è inutile fare la predica, perché io conosco tante ragazze e tanti ragazzi che vorrebbero diventare padri o madri, okay? Ma che si pongono il problema: ma io che futuro assicuro ai miei figli se non sono certo di poter mantenerli, di potergli assicurare un'abitazione dignitosa. Sì, anche perché poi si parla di nuovo di garanzie del lavoro proprio, quindi avere una continuità, quindi questo è un altro aspetto. E tra l'altro, quando parliamo anche di abitazioni, c'è il problema dall'altra parte di mettere a disposizione delle abitazioni per le locazioni, e lì si pone il problema di proprietari che o non affittano proprio più oppure usano altre strade. Però a monte di tutto questo, se ne parlò anche tanti anni addietro, c'è una tassazione esasperata sugli alloggi e il fatto che magari se l'inquilino non riesce a pagare, il proprietario si trova in grosse difficoltà. Ma infatti, secondo me, come giustamente sottolineava lei, la tassazione non è molto alta, perché se tu fai il fitto concordato nelle aree, soprattutto a maggiore densità abitativa, non fa parte del reddito, ma diviene una tassazione del 10%. Sul mercato libero, quello che oggi, come si chiama, ha costi elevatissimi, è del 21%. Consideriamo che la tassazione sul lavoro è di oltre il 33-40%, dunque non stiamo, cioè bisogna metterle. Il problema più serio invece è l'altro, quegli elementi di garanzia, di sicurezza, eccetera, eccetera. Qui bisogna avere una politica che si articola su più versanti. Il primo è questo: non capisco perché non bisogna costituire dei fondi di garanzia pubblici
va bene? Perché io lo so come funziona la mentalità delle persone. Se io ho da fare con un privato, insomma, me ne posso anche fregare, ma se so che c'è la pubblica amministrazione, se so che c'è lo Stato, va bene, che mi fa da garante, io sono più attento al pagamento del affitto, a meno che non è una morosità incolpevole e allora hai bisogno di un'altra misura. La seconda questione è questa, è un'educazione all'abitare, fare un'operazione di informazione, di educazione all'abitare, perché molti temono non solo il mancato pagamento del affitto, ma come viene tenuto l'appartamento. Sì. Noi sappiamo che ci sono varie culture, la casa non è, tra virgolette, noi l'abitiamo in un modo, per i giapponesi la casa sono 20 metri quadrati, per un italiano 20 metri quadrati non esistono, va bene? E per i giapponesi non c'è bisogno dell'armadio, non c'è bisogno di... Cioè, poi ci sono quelli che vengono dai paesi poveri, che sono abituati, diciamo, a un altro modo di vivere la casa, e quelli dovrebbero essere accompagnati in un percorso di consapevolezza. Che non è così semplice, perché è un fattore culturale, è lungo ad essere recepito, queste persone hanno bisogno. Noi abbiamo fatto una proposta, la Regione è sorda da questo punto di vista, come è sorda su tutta quanta la questione dell'abitare, che è di questa natura. Lasciateci la possibilità, ok, di poter fare noi questa opera di formazione, del tutto gratuitamente, senza bisogno, come si chiama, ma dateci la possibilità di intercettare, mettete le persone, cioè stimolate le persone a fare un'operazione di questo tipo. Io penso che la civiltà di un popolo si misura anche con la civiltà di assicurare un'abitazione. Certo, questo è fondamentale. Ecco, c'era un messaggio prima, vediamo se la regia me lo può rimettere un attimo in onda, che così lo leggiamo insieme. Basta case senza persone, quindi le case vuote, basta persone senza casa, ma perché gli edifici pubblici vengono venduti anziché convertiti in case? Questa è una cosa molto importante, quella che sottolinea il telespettatore. Noi abbiamo in Veneto 450.000 alloggi sfitti. Tantissimi. Abbiamo dismesso quasi il 10% del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Ma perché avviene tutto questo? Avviene per due motivi. Non si interviene sulle manutenzioni dell'edilizia residenziale pubblica. Stavo pensando proprio a quello, esatto. Va bene? Non c'è una politica. Noi abbiamo proposto che l'1% del bilancio dovrebbe assicurare le manutenzioni. E poi c'è l'altro problema, le case sono sfitte per le ragioni che dicevamo prima, certo. E con un aggravante, che siccome il governo fa fatica, il governo con la complicità però delle regioni, soprattutto qui, non fa una politica sui fitti brevi, come è stato fatto a Barcellona, come si sta facendo a Parigi, come si ha tentato e sta tentando di fare la regione toscana, vabbè, che ci sia un contingentamento. E che soprattutto le case, va bene, che vengono trasformate in affitti brevi, siano fuori dai centri, perché noi stiamo svuotando i centri e noi abbiamo città d'arte in cui praticamente rimane solo il food, le persone non ci sono, gli artigiani non ci sono, va bene, e diventano città, come si chiama, solo per i turisti. Io non penso che la dimensione cittadina possa essere quella dei turisti, i turisti ci devono essere ben accolti, però sappiamo che noi dobbiamo mantenere le persone, perché se perdi le persone che ci vivono continuamente, tu perdi un sacco di attività, perdi la lavanderia, perdi il negozio di vicinato, perdi la macelleria, perdi l'artigiano che fa le piccole cose, cioè è un insieme di questioni che poi definiscono anche, siccome si parla molto di sentirsi parte della comunità, una comunità è fatta da questi intrecci, dal fatto che tu, abitando nello stesso posto, ne condividi la bellezza, ne condividi la cura, ne condividi il fatto che ti assicura servizi fruibili. La nostra proposta di legge di iniziativa popolare, che interviene su alcuni articoli della Costituzione, vuole spingere tutto il sistema paese
ad assumere questa come una delle questioni fondamentali. Prioritario. Torniamo su questi aspetti perché sono molto importanti, vanno anche compresi bene come dovrebbe essere articolata e su che cosa volete agire. Andiamo in pubblicità qualche secondo, tra poco.